benvenuti al punto, benvenuti a Telefriuli, benvenuti al sindaco di Sauris, Hermes Petris. Benvenuto sindaco. Grazie, grazie. Allora bene, grandi lavori, mi pare la viabilità è stata rimessa in sesto, no? E quindi collaudato il ponte e la strada dell'Umiei, insomma, l'11 agosto è stata riaperta, ma la viabilità com'è adesso? Adesso è tutto a posto. Diciamo che siamo ripartiti, no? Nel senso che per 80 giorni purtroppo abbiamo subito questa chiusura della strada principale con un bypass attraverso il Passo Pura, ma poi sono intervenute altre difficoltà perché per due volte la viabilità per il Cadore causa frane è stata interrotta. Quindi 10 giorni fa ci siamo trovati ancora in grossa difficoltà. Poi per fortuna è stata riaperta la strada. Io direi che finalmente, perché era a rischio una galleria di frana che potesse franare, e adesso ripartiamo. Ripartiamo perché i danni sono stati enormi dal punto di vista turistico, no? Sì, perché il turismo proprio nei mesi clou, insomma, no? Esatto, magari i lavori potevano partire un po' prima, ma insomma, purtroppo abbiamo pagato luglio e metà di agosto, fino alla metà di agosto. Gli alberghi hanno tenuto botta come pernotti, ma tutto quello che era il turismo di prossimità è saltato, no? Cioè, l'indotto, diciamo così. L'indotto, gastronomia, il bar, Io eccetera. penso che anche l'assessore Bini, che è l'assessore, diciamo, competente, metterà una mano sul cuore, anche sul taccuino, perché a questo punto sì, è una questione straordinaria, mi pare, no? Sì, noi già a metà giugno abbiamo fatto una richiesta all'assessore Bini e all'assessore Zani, ai responsabili della montagna, per un possibile intervento di ristoro a fine estate. Valuteremo meglio i danni e cerchiamo abbiamo già chiesto che ci vengano incontro. Ecco, comunque quel turismo, diciamo così, affezionato che sa un momentino anche bypassare le strade, è riuscito a venire. Sì, Io so sì. che molti sono venuti anche per questa zipline, che è un successo strepitoso. La zipline è al terzo anno, fa circa 7.000-8.000 discese all'anno, che non sono poche, ed è un turismo particolare e importante perché è fatto prevalentemente da giovani. E quindi i giovani portano la loro energia, la loro voglia, il loro video, no? Spesso con la zipline, con le GoPro si filmano la discesa sul lago, che è una discesa bellissima. E poi piano piano, insomma, crescendo, portano anche le famiglie, quindi è un marketing sul futuro, insomma, Sì, mi pare. è una scommessa sul futuro. È una scommessa sul futuro. Ecco, abbiamo parlato l'altra volta della questione dell'organizzazione un po' del comune, no? Soffre ancora con i dipendenti, perché tu hai minacciato le dimissioni quella volta, poi le ritirate. A fronte di come sono andate le cose? Perché, insomma... Ma siamo a metà del guado, nel senso che le criticità più importanti sono state superate, però abbiamo ancora grosse difficoltà, in particolare per quanto riguarda il segretario comunale e la ragioneria, no? È un problema quello dei segretari, non solo del comune di Sauris, ma un po' di tutta la regione. La regione sta intervenendo, adesso c'è un albo di segretari a cui attingere, però non sono vicini e quindi ci sono ancora grosse difficoltà. Siamo ancora a scavalco col segretario comunale. E quindi avrete anche difficoltà a seguire il PNRR? Vi hanno dato dei soldi, tra parentesi, o no? No, qualcosa ci hanno dato. Qualche progetto, a parte la strada che doveva qualcosa essere... ci hanno dato. Allora, un grosso finanziamento sulla progettazione di un edificio che verrà adibito a mini appartamenti per gli addetti al turismo, per le maestre, per i bidelli. Poi ci sono grossi interventi, 1,8 milioni più 600.000, sempre sulla strada dell'Umiei, in particolare per mettere a posto le gallerie, l'illuminazione, eccetera. E poi ricordo che noi abbiamo partecipato al bando Borghi Linea, quello di 20 milioni, e siamo arrivati secondi dopo Gorizia, e stiamo aspettando risposte dalla Regione, nel senso che Gorizia è importante, chiaramente per quello che sarà il suo futuro. Però anche noi ci aspettiamo, cultura, eccetera, ma voi siete secondi in qualche modo. Ci aspettiamo un riconoscimento. Anche perché Sauris è, come si dice, una perla del nostro turismo, quindi andremo un momentino salvaguardata, insomma, dal mio punto di vista. Sì, mi allaccio a questo ragionamento, perché siamo stati selezionati insieme all'Isola del Giglio e a un altro comune in provincia di Terni come migliori villaggi rurali, e partecipiamo a un concorso dell'ONU.
Beh, insomma, in bocca al lupo, speriamo, Sì, è chiaro che facciamo il tifo per voi e naturalmente se c'è qualche cosa da fare, non so, tipo votazioni, sai che i ragazzi, insomma bisogna fare questo appello affinché Sauris arrivi alla meta, insomma, sarebbe una cosa straordinaria. La selezione finale sarà ai primi di dicembre e speriamo. Tu ci dici e dopo Senz'altro. ci mobiliteremo. Bene, io parlo con i tuoi colleghi e adesso c'è un po' l'allarme sulla sanità, più che altro sui medici di base. Voi mi pare che avete il medico di base. Ma no? Noi teoricamente, in base ai calcoli, eccetera, eccetera, non avremmo diritto a un medico di base stanziale, ma grazie alla Regione già da 20 anni riusciamo ad andare in deroga a questo regolamento e quindi abbiamo un medico presente sul territorio, insomma, il comune... che non è poco, e questo è importantissimo per gli anziani, per tutti noi, perché senza un medico, senza servizi essenziali, poi la gente si sposta, è già difficile mantenere la gente in montagna e questo è un grosso aiuto. E poi c'è la sanità generale, anche perché voi fate riferimento a Tolmezzo. Noi facciamo riferimento a Tolmezzo, esatto. E quindi insomma anche qui, vabbè, non è che possono aprire ospedali dappertutto, ma comunque sia, questo è diciamo quello più... No, diciamo col medico di base adesso verrà completata il prossimo anno l'elipiazzola per l'elicottero anche in volo notturno e questa è un'ulteriore garanzia per la salute dei nostri paesani e dei turisti anche. Ecco, e ricordiamo che Sauris ha circa 400 abitanti, insomma, no? 3,95, stiamo risalendo. Però le nascite sono abbastanza buone. Le nascite sono buone, no? Sono molto buone, diciamo rispetto il rapporto mortalità e natività è positivo. Ecco, quindi anche le associazioni risentono di questo, perché qualcuno magari avrà associazioni risentono di questo? Le associazioni sono come dappertutto, in montagna, no? ogni volontario ha più cappelli, cappellino dell'alpino, dello sci club, eccetera, eccetera. Ecco, sì. Bene, bene. E quindi l'organizzazione comunale, dicevamo prima, ha un po'... siamo ancora di buchi, tra virgolette. Sì, siamo ancora in difficoltà e qui c'è un problema forse anche di risorse, perché diciamo l'operaio, per esempio, preferisce andare a lavorare nel privato dove trova stipendi più alti, più gratificazioni. Si è abbandonato anche un po' la ricerca del posto pubblico, ma già da anni che questo succede. Sì, non è più appetibile a dire il vero. Non è più appetibile e qui motivi. Qualcuno si deve mettere... deve cercare di capire questi meccanismi per trovare soluzioni, perché paghiamo tutti i comuni. Ecco, voi avete ancora delle convenzioni con altri comuni, o no? Noi abbiamo delle convenzioni in particolare con Forni di Sopra e Forni di Sotto, e eravamo anche con Ampezzo e cerchiamo insomma di fare un po' di massa critica, soprattutto... Le convenzioni soprattutto su... Ma erano sulla ragioneria, adesso spero che le riprendiamo sulla ragioneria, che erano un po' il grosso problema nostro. Che avevi anche posto tu, perché insomma... Sì, sì, esatto. Ecco, per quanto riguarda la vigilanza mi pare che non c'è grossi problemi, perché insomma... Vigilanza intesa come... Come vigili urbani, insomma. Ecco. Allora, non ce l'abbiamo e qui c'è una grossa critica alla comunità di montagna, ex UTI, perché diciamo gli uffici della Polizia Municipale a cui abbiamo delegato la funzione sono a Tolmezzo, Villa Santina e Arta. È anni che si parla di decentrare un po' di vigili urbani verso la periferia della Carnia, ma questo non avviene e quindi sono pochissime le visite che ci fanno, soprattutto nel periodo turistico. E questo è un grosso problema. Un grosso problema, soprattutto nel periodo turistico. Esatto. No? Ci sarebbe anche bisogno di una presenza, insomma. Sì, ci sarebbe bisogno, ma poi vengono paventate... diciamo, non scuse, ma insomma non ci sono i soldi per gli straordinari e di fatto siamo senza polizia municipale, vengono su solo su chiamata e questo non va bene. No, questo non va bene, insomma. E così di fra poco ci saranno un po' le elezioni politiche a settembre, no? E quindi un sindaco come te in montagna, che io dico che è in trincea, perché effettivamente mi pare che ce l'hai più duro degli altri. Cosa si aspetta un momentino a questa situazione? Perché al di là delle posizioni personali, ma mi pare che c'è un allarme generale sull'economia, Ma io mi aspetto che adesso le coalizioni sono state fatte, eccetera, eccetera, che si inizi a parlare di programmi
e di cose concrete, perché non possiamo andare avanti solo per slogan. Andare a dire rifacciamo il PNR, in questo momento con l'Europa che ci guarda, rimettere in discussione tutto secondo me è un grosso errore, no? Perché ci porta a dei ritardi incredibili e questo non va bene. E così tu ti occupi anche del mercato del lavoro, no? Che comunque i Sì. dati sono molto buoni adesso, perché Sì, insomma, sì, veniamo da una politica fatta da Draghi in un certo modo che ci ha, tra virgolette, salvato. Ma come vedi il futuro? Perché mi pare da settembre in poi l'energia aumenterà ancora, oppure non calerà e quindi ci saranno dei problemi anche di costi? Sì, allora per quanto riguarda l'occupazione, qua in Friuli Venezia Giulia la paventata crisi dovuta alla guerra dell'Ucraina, eccetera, eccetera, non ha avuto ricadute, tant'è vero che nel primo semestre di quest'anno abbiamo contato un più 23% rispetto all'anno scorso, addirittura dati assunzionali migliori del pre-pandemia. Quindi insomma, però è tutta occupazione precaria, no? Più che altro stagionale, e quindi diciamo sarà l'autunno a darci un quadro più chiaro della situazione. Finisce, quindi esatto, io ritengo che siamo abbastanza preoccupati per quello che ci aspetta. E così hai parlato dell'Ucraina, no? E avete dei profughi, avete della gente che... Abbiamo solo qualche operaio in qualche ditta, 4-5 persone. No, che sono lì a Sauris. Che sono a Sauris. Ecco, per il resto volevo chiederti, anche le chiese sono sempre aperte, per una curiosità. Le chiese sono sempre aperte. E quello allora non hanno problemi. Noi abbiamo i nostri santi, Sant'Osvaldo e San Lorenzo. La festa di Sant'Osvaldo è stata recentemente, no? Sì, 4 agosto. Ecco, un evento prossimo, prima che finisca l'estate? Come eventi turistici? Sì, eventi magari... Ma dovremmo fare la festa del formaggio a fine agosto e basta quest'anno, perché ci eravamo fermati anche con la festa del prosciutto causa la viabilità, non potevamo permetterci una grossa viabilità in quel periodo. Ecco. Bene, quindi allora facciamo un appello su alla festa del formaggio lì a Sauris, che poi dopo li trovano tutto, insomma. Sì, formaggio, prosciutto, mi pare birra. che c'è un assalto quando avete le vostre feste. Bene, Hermes, io ti ringrazio per la disponibilità. Grazie a te. Naturalmente, e naturalmente faremo tifo per Sauris quando tu ti dirai, perché l'ONU facciamo vedere che anche noi sappiamo fare le cose. Dai. Perfetto, ti ringrazio, arrivederci. Bene, grazie ancora, grazie ancora a voi, alla prossima.